Cassa integrazione in Sicilia e ritardi nell'esame delle pratiche al Dipartimento del Lavoro della Regione Sicilia e dunque ritardi nell'erogazione. Ad attendere il pagamento vi sono circa 130.000 siciliani. Alle ore 20 di domenica scorsa all'INPS sono risultati 9.666 lavoratori con la pratica analizzata a fronte di 139.000 istanze. Il capo Dipartimento del Lavoro Giovanni Vindigni ha spiegato al tavolo della concertazione: i sindacati mi hanno chiesto di riconoscere ai dipendenti un bonus di 10 euro per ogni pratica analizzata. A seguito di ciò la ministra della funzione pubblica Fabiola Dadone ha annunciato un'ispezione in Sicilia. Le sue parole: ho attivato l'ispettorato del Dipartimento Funzione Pubblica per avere chiarimenti in merito alla richiesta di ulteriori bonus retributivi da parte dei sindacati dei dipendenti della regione siciliana per lo sblocco delle pratiche sulla cassa integrazione in deroga. La pubblica amministrazione in queste settimane, come ho ripetuto più volte, deve essere motore della ripartenza del paese e non può permettersi di avanzare col freno a mano tirato. Caso cassa integrazione, la replica e le reazioni. Giuliana Amiciché. I sindacati intervengono in replica nell'ambito del caso cassa integrazione in Sicilia. Il segretario regionale della CGIL, Alfio Mannino, afferma: è paradossale, oltre che scorretto e diffamatorio, il tentativo di mettere in cattiva luce i sindacati e i dipendenti del Dipartimento Lavoro, addebitando loro richieste economiche in cambio delle pratiche di cassa integrazione. La CGIL non ha partecipato ad alcun mercimonio, così come gli altri sindacati confederali. In tutti i tavoli chiediamo solo il rispetto delle previsioni contrattuali. Chiediamo inoltre all'assessore regionale al lavoro di fare subito chiarezza e di prendere provvedimenti. Si cerca di gettare fango per sottrarsi alle proprie responsabilità. Si dica piuttosto perché il sistema informatico ha cominciato a funzionare male il 20 aprile, quindi circa un mese dopo l'accordo sulla cassa integrazione, il 25 marzo. Si dia conto del fatto che i dipendenti del Dipartimento hanno esitato 1.500 pratiche il 1° maggio senza chiedere nulla in cambio e che stanno tenendo, in smart working, ritmi insostenibili. Si sta facendo un'operazione inaccettabile di diffamazione che crea solo confusione, getta discredito sui lavoratori del Dipartimento e su chi li rappresenta e non risolve nulla. Da parte nostra si chiede solo di cercare di accelerare le pratiche utilizzando casomai gli strumenti contrattuali vigenti, conclude Alfio Mannino. Ed ancora, nell'ambito del caso cassa integrazione in Sicilia, il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, l'agrigentino Michele Sodano, controbatte così: sapete perché in Regione Sicilia ci sono il triplo dei dipendenti della Regione Lombardia? E sapete perché, nonostante tutte queste risorse, non sono neanche in grado di elaborare in tempi ragionevoli la cassa integrazione in deroga? La risposta è drammatica ed è la ragione per cui la nostra Sicilia, invece di essere l'economia più forte del Mediterraneo, è un cimitero economico che ha costretto centinaia di migliaia di giovani, me compreso, a emigrare. In Sicilia la meravigliosa politica del centrodestra ha messo nei posti di responsabilità migliaia di amici, parenti e amici degli amici. La meravigliosa politica del centrodestra che si è garantita la continuità in 30 anni perché ha tessuto in comuni e province una rete clientelare che neanche l'impero di guerre stellari. Sono molto arrabbiato. Immagino quei 130.000 lavoratori dipendenti che ad oggi aspettano la cassa integrazione in deroga e che assistono allo spettacolo impietoso di chi chiede 10 euro di bonus a pratica conclusa, come se ricevere uno stipendio non fosse abbastanza per gratificare il lavoro che si è chiamati a svolgere. A Roma trovare i soldi per la cassa integrazione per ogni azienda e lavoratore è stato il nostro primo pensiero. Non posso accettare che oggi sia bloccata negli uffici della Regione per inadeguatezza e impreparazione. Adesso devono partire le indagini. Stiamo preparando un'interrogazione al ministro Catalfo in merito. No, non dirò ancora. Mi raccomando, rivoltateli. Chiedo uno sforzo maggiore, soprattutto a quelli della mia generazione. Entrate voi in politica, lottiamo insieme, cambiamo tutto e scriviamo la storia della terra più bella del globo. Ci saranno elezioni comunali a breve in più di 1.000 comuni. Cominciamo da lì, conclude Michele Sodano. Ci dà la certezza che 1 gennaio
Ed ancora il caso Cassa Integrazione in Sicilia. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, annuncia: se entro questa settimana non si sbloccheranno tutte le pratiche di Cassa Integrazione ancora ferme, andrò a Palermo ad occupare l'assessorato regionale del lavoro. Mentre decine di migliaia di lavoratori sono ancora in attesa della Cassa Integrazione per sfamare le proprie famiglie, a Palermo si fanno trattative per dare più soldi ai dipendenti regionali. In questo difficile momento non si possono tollerare né le richieste di pizzo legalizzato fatte da chi tiene in scacco la pubblica amministrazione, né la debolezza di certi politici che amano il quieto vivere.